Grazie Presidente per annunciare il mio voto contrario e mi pongo il problema, cioè ancora una volta noi dobbiamo chiederci in quest'Aula a cosa sia servito il lungo dibattito sulle riforme istituzionali, che ha visto in quest'Aula al centro dei nostri interventi il concetto di sovranità, per arrivare in alcuni casi a parlare e a discutere di indipendenza del popolo sardo e della Sardegna. Sono passati solo pochi mesi, veramente troppo poco tempo per assistere a un terribile scenario dove la sovranità sarda, della nostra specificità, dei diritti previsti dallo Statuto di autonomia, seppur con tutte le sue debolezze, restano cocci e macerie davvero difficili da ricomporre per essere credibili agli occhi dei sardi. Che il Presidente Cappellacci si dimetta dal PDL non è un atto politico oggi che possa assolutamente risolvere il problema dei sardi, né della RAS, vista la sudditanza totale che ha manifestato nei fatti rispetto al governo amico di Berlusconi. Questa è una scelta, Presidente Cappellacci, che fa parte della sua sfera politica privata e comunque interna rigorosamente alle faide del suo partito, un partito che rischia di essere stravolto dall'indignazione dei sardi. Ma ai soprusi del governo italiano non si risponde con i miagoli mediatici, Presidente, una volta che poi i buoi sono scappati dalle stalle. Vedi il discorso dei fondi FAS per i quali ci stiamo battendo da tanto tempo, l'avvertenza delle entrate, la grande beffa della Tirrenia, questo per citarne alcuni, poi ovviamente l'elenco è molto più lungo. Quindi si risponde con atti politici adeguati, forti e determinati, che una volta tanto facciano davvero gli interessi dei sardi. Le relazioni fra il governo dei sardi e in questo caso col governo italiano devono essere improntate rigorosamente da pari dignità istituzionale, cosa che non è avvenuta, non è mai avvenuta e oggi assolutamente ancor meno. Le uniche dimissioni, Presidente, a cui l'economia e la società sarda è fortemente interessata oggi e che personalmente auspico, in veste di consigliera regionale e di cittadina sarda indipendentista, e che lei, Presidente, preso atto del suo essere così prono ai diktat italiani e del suo governo amico, rinunci alla guida del governo della Sardegna, ovvero si dimetta in quanto responsabile politico del tracollo economico e sociale a cui tutti noi assistiamo. La Sardegna oggi è impantanata nella crisi economica, non c'è più alcuna garanzia per la sussistenza delle famiglie, delle stesse economie tradizionali e di qualsiasi forma di lavoro autonomo e di impresa. Se la Regione Sardegna oggi non trova soluzione è ovvio che debba cambiare guida, anche perché 2 anni e mezzo ancora di questo governo sarebbero... Grazie.